Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi vorrei ricordare a tutti noi la differenza tra la strategia e la tattica, perché a volte la si perde di vista ed è sempre rischioso. Mi riferisco anzitutto all'incontro tenuto ieri tra la rappresentanza del governo e Stellantis e il successore di Tavares, Imparator, che è apparso sicuramente più lucido e calato nella contemporaneità di Tavares, ma mi permetto di dire che è anche una vittoria di Pirro. In ogni caso sicuramente sono usciti da questo confronto degli elementi parzialmente positivi, l'impegno, tutto da verificare, di Stellantis non solo a non dismettere ma a rinforzare la produzione italiana e a non usufruire di contributi pubblici, che sarebbe veramente il cigno nero. C'è una notizia clamorosa rispetto alla storia di Stellantis e ancora prima di Fiat, proprio all'andazzo storico impostato dalla famiglia Agnelli sull'azienda di famiglia. Il ministro Urso, dal canto suo, ha riportato questi elementi parzialmente positivi, ha ricordato il fatto che a fianco dell'elettrico per i prossimi anni si sdogana anche la produzione del motore ibrido, il che permette di aumentare, di triplicare i volumi di produzione in alcuni stabilimenti importanti. Si è nominato Torino, si è nominato Pomigliano, e che in generale questo governo sicuramente discute e anzi contesta il dogma della conversione forzata all'elettrico entro il 2035 e chiede quantomeno una sua dilazione e un approccio più pragmatico da parte delle classi dirigenti europee. Tutto questo benissimo, ma tutto questo è tattica. Tutto questo è tattica, non perdiamo di vista questo punto, perché poi ci dovrebbe essere la strategia. La strategia è molto semplice, nel senso che è un'alternativa secca. O crediamo al soviet dell'elettrico o non ci crediamo e lo sbaracchiamo. Perché dico il soviet dell'elettrico? Perché l'impostazione stessa di questa, che non mi spingo neanche a definire politica economica, di questa follia ideologica dell'Unione Europea, è fondamentalmente di impronta sovietica, non totalitaria in senso esplicito, ma ha lo stesso dirigismo, la stessa volontà di piegare e determinare il corso dell'economia reale con piani quinquennali o meno stilati da funzionari nei loro uffici, nella fattispecie di Bruxelles. Ha la stessa ottica ingegneristica per cui si cala dall'alto un'imposizione a cui il corpo dell'economia reale, delle imprese reali, delle persone reali si devono adeguare. Quest'ottica o la si contesta o la si adotta. Cioè, non può, il contrasto a quest'ottica non può essere una mera dilazione del soviet, cioè volere un soviet più moderato. È un po' come la Jad moderata, sapete che è un'era di ossimori questa, ma è il soviet blando, il soviet dirigista ma un po' meno, il soviet che obbliga alla conversione forzata tutta la filiera dell'automotive europea, ma più gradualmente, più lentamente, con più calma. Questo non è un cambiamento strategico, è il prolungarsi di un'agonia. Lo sanno benissimo i nostri operai, lo sanno benissimo gli operai tedeschi di Volkswagen, di Audi, che sono tutte case storiche che stanno franando in casa propria. Insomma, in soldoni, una politica che voglia salvare l'economia reale del continente, in primis quella di un settore chiave come quello dell'automotive, deve demolire l'ideologia del Green Deal, deve cancellare il dogma dell'elettrico, cioè rimuovere l'idea stessa che ci sia una data entro il quale obbligatoriamente chi produce qualcosa si deve adeguare a un diktat burocratico. Non deve esistere, non è che può essere il 40, il 45, il 50, esiste una cosa che si chiama mercato. Se l'elettrico funziona, se l'elettrico intercetterà i bisogni e le priorità delle persone in carne e ossa, vincerà l'elettrico nel mercato.
non nel Soviet. È l'ottica che sta straannunciato in campagna elettorale e si appresta a portare avanti l'amministrazione Trump, che secondo un'indiscrezione anche di questi giorni di Reuters ha intenzione di sbaraccare la politica di Biden sull'elettrico, che era infinitamente meno dirigista della politica dell'Unione Europea, ma che agli occhi di Trump è comunque troppo dirigista. Quindi dovrebbe cancellare gli incentivi a chi compra elettrico e rendere molto più elastici i limiti alle emissioni e insomma farla finita con l'ideologia al posto della politica economica. Questo dovrebbe essere l'obiettivo strategico anche, diciamo, di un centrodestra europeo, italiano e di chiunque contesti il Soviet gretino. Questa è la battaglia da portare in Europa. Tra l'altro una battaglia che per esempio la Lega ha sempre limpidamente proclamato. Non è questione di sfumature, è questione di scelta di modelli. Anche Fratelli d'Italia spesso si è messa in quest'ottica. Ecco, non si scambino dei singoli punti tattici segnati per la vittoria strategica. La vittoria strategica è un'altra. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio